consiglio regionale, tra i promotori di questo comitato referendario c'è appunto Gianluca Busani. La prima cosa che vi voglio dire è che questa è una serata che mi rende particolarmente felice ed orgoglioso, perché questo comitato, che è un comitato apartitico, ricordo, e trasversale, è un comitato che sta già cominciando ad incidere nella nostra storia veneta. Abbiamo cominciato da pochissimi giorni a prendere vita, a prendere forma, e già abbiamo visto che è cambiato il dialogo in questi incontri. Ha ragione il sindaco di Zero Branco, scusate se vado controcorrente, ma do estrema ragione al sindaco di Zero Branco, perché noi ora ci dobbiamo levare la giacchetta, la giacca dei nostri movimenti, delle nostre idee, delle nostre appartenenze ideologiche. Dobbiamo tutti, nessuno escluso, metterci la giacca di cittadini veneti, perché in questa fase drammatica che stiamo vivendo, di lacerazione del tessuto sociale, economico, che sta mettendo in crisi la vitalità stessa del reticolo industriale più fitto del mondo, noi non possiamo permetterci di nasconderci dietro ad ideologie, dietro ad opinioni che è normale che ci diano. Non abbiamo e non possiamo permetterci questo lusso, non abbiamo il tempo di farlo, perché il dramma dell'oggi è più importante, è prioritario e deve levarci ogni scusa semplice dall'affrontare la questione nel suo nocciolo, nella sua dura, drammatica realtà. E la questione è semplice ed è quella che ci ha spinti a far nascere un comitato che non è Indipendenza Veneta, è un comitato di cittadini veneti, politici, ma anche professionisti, imprenditori, medici, religiosi, persone di ogni movimento. Io oggi sono particolarmente contento perché dopo anni di silenzio ci ha dato il proprio appoggio anche uno dei primi pionieri del pensiero, se vogliamo, federalista veneto, non parlo indipendentista ancora, che è Franco Rocchetta. Questo mi è riempito d'orgoglio. Devo ringraziare Paolo Bernardini che qualche giorno fa, una settimana fa, 10 giorni fa, ha fatto un appello, ha scritto un appello a Franco Rocchetta e che Rocchetta ha accolto. Vedete, è un qualcosa di importante. Questa sera c'è un altro esponente che non è di Indipendenza Veneta, ma è il sindaco di Silea, Silvano Piazza, del Partito Democratico, che ha fatto centinaia di chilometri per andare a fare un altro incontro come questo che si tiene ad Arpugnano a Vicenza. E molti o chi ha avuto modo di essere presente a un altro incontro di poco più di una settimana fa a Conegliano ha sentito dire il sindaco Silvano Piazza del Partito Democratico dire: io difendo il diritto alla libertà di espressione dei veneti. E il sindaco Silvano Piazza non è a favore del referendum, non è a favore dell'indipendenza, ma è a favore del referendum, è a favore di una cosa banale che ci deve vedere uniti tutti quanti senza distinzioni, è a favore del fatto che noi come cittadini abbiamo il sacrosanto diritto di decidere del nostro destino. E guardate che questo è un qualcosa di normale, di naturale. Prima l'aggettivo naturale che ha usato il professor Favaro mi ha particolarmente toccato, e voi sapete che chi mi conosce lo uso spesso, perché vabbè, non è una questione di diritto, è una questione di buonsenso. Ma chi di noi si fa una meraviglia del fatto che una giovane donna, un giovane uomo, quando arriva alla maggiore età o quando sente la pulsione di creare un progetto di vita, cerca in tutti i modi, si costruisce, fa, disegna, crea un progetto di indipendenza, il suo progetto di vita. C'è qualcuno di noi che si meraviglia di questo? No, vi faccio un esempio. In Olanda
In Olanda, se a 19-20 anni un ragazzo sta a casa e non si fa la propria vita e non si rende indipendente, gli mandano i servizi sociali. Beh, questo è qualcosa di assodato, che tutti noi capiamo, è normale. Diventa qualcosa di quasi eroico oggi che un ragazzo di 20 anni faccia questo tentativo, perché nell'attuale situazione che viviamo, drammatica, di furto di dignità e di sogni che stiamo vivendo, un ragazzo di 20 anni vorrebbe fare questo, ma non può, perché il suo futuro, la sua naturale e legittima aspirazione gli è rubata per una situazione di grave ingiustizia. Ma noi tutti ci facciamo forse meraviglia per caso che qui a 2 ore di distanza da noi, se prendiamo l'autostrada, hanno fatto il nuovo passante di Mestre, ci mettiamo pochissimo ad arrivare al confine austriaco, al confine sloveno. Ci facciamo forse meraviglia del fatto che quei popoli, i popoli di Austria e di Slovenia, decidano del loro destino in piena indipendenza? No. Credo che molti di noi si farebbero meraviglia forse del fatto che il popolo di Francia vada ad imporre la propria volontà al popolo di Slovenia e gli dica: no, tu non puoi votare questa legge, devi fare quello che ti dico io. Ma allora, se il popolo di Austria, di Slovenia, di Finlandia, di Norvegia prende le proprie decisioni in modo indipendente, nessuno di noi se ne fa una meraviglia. Se a livello singolo, individuale, questo avviene e nessuno di noi si fa una meraviglia, ma perché noi come popolo veneto non possiamo avere questo analogo diritto? Non mi pongo in termini giuridici, io mi pongo in termini di buon senso, di democrazia. Perché oggi, in questa situazione in cui le nostre giovani donne e i nostri giovani uomini non riescono a crearsi quel naturale progetto di vita, in cui gli adulti, le donne e gli uomini non riescono ad assicurare alle loro famiglie quel minimo di vita dignitosa a cui hanno diritto? Ma perché dico in questo momento in cui i nostri anziani, che affrontano il loro momento più gioioso della vita, quello in cui non hanno bisogno di chiedere il consenso a nessuno, si vedono tradito e si vedono derubata anche la dignità, ma perché in questo momento allora noi non possiamo avere il diritto di esprimere la nostra opinione e di dichiarare se siamo a favore o contro dell'indipendenza del Veneto? Il quesito è semplice. Domani ci troviamo a Venezia, Calle 22 marzo, ore 14, nei pressi di Palazzo Ferrofini del Consiglio regionale. Io vi invito tutti a venire, perché vedete, la nostra libertà non è un qualcosa che ci arriva dal cielo, non è un qualcosa che troviamo per strada, frutto di un disegno di qualcun altro. No, la nostra libertà ce la dobbiamo conquistare. La nostra libertà dipende dalla nostra volontà, dalla nostra determinazione e dalla nostra azione. Allora io domani vi chiedo, per difendere questo diritto di decidere, per far sì che i cittadini veneti, in questo momento che è il più drammatico della propria storia dal dopoguerra e forse più, abbiano la possibilità quanto prima di votare il referendum dell'indipendenza del Veneto e lo possano fare secondo un quesito che deve essere chiaro e intelligibile a tutti, e lo possono fare in tempi rapidissimi e senza la concomitanza di altre elezioni, e quindi affogando quella che è la campagna di comunicazione che il nostro comitato, come altri che verranno, faranno in questi mesi per farlo sapere a tutti i cittadini veneti, affogandolo con una campagna elettorale di partiti magari contemporaneamente alle elezioni politiche europee. No, per difendere il fatto di fare questo referendum in un momento preciso, solo perché noi possiamo riflettere bene su questo voto, e per difendere il quesito che fra poco vi pongo, io vi chiedo domani di essere a Venezia con me, Calle 22 marzo. E infine vi chiedo una cosa, di rispondere a questa domanda. Vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì. Sì. O no?